È da un po' di tempo che va avanti così. Ho creduto di poterli combattere, ma qualche volta non puoi farcela da sola. Non ho un momento di pace. Non mangio più, non dormo più. Nemmeno Osvaldo riesce a risollevarmi. Mi perseguitano. Sono le voci nella mia testa. Prof, non mi si connette. Prof, ho finito i giga. Mi si è rotto il computer. Io non ricordo la mia mail. Non me lo salvo. Prof, io non ho Word. Con il Mac è diverso. Non è obbligatorio avere il computer. Ma tanto siamo tutti promossi. È tempo di decisioni drastiche, definitive. Davvero io non vorrei farlo, ma non ho alternative. Che Dio mi perdoni. Pronto? Ah, ragazzi, no, oggi non riesco a connettermi, scusate. Sì, ho avuto un problema col wifi. No, oggi pomeriggio arriva il tecnico, domani dovrebbe essere tutto risolto, sì. Sì, non preoccupatevi. A domani. Mi dispiace, ma quando ci vuole, ci vuole. Pigna colada, Osvaldo? Niente lezione, niente È lezione. molto strano, vero Luca? Ma Non è da stracchi a zoppi una cosa del genere. Mare forza 9, fuggire Non mi convince per niente. This is the rhythm of the night. E adesso cosa facciamo? Tu eri per me l'assenza per Bergson, la corrida per me. Bergson! Buona idea, Luca! Ripassiamo filosofia. Cosa? Non se ne parla proprio. Se proprio non riesci a rilassarti, piuttosto guardiamo i maturitorial. Sono Steven Joachim J.J. Brindisino. Ovviamente è un nome d'arte. In realtà mi chiamo Stefano Gioacchino Junior Alberobello. Conoscerete di certo i miei film come Il marito trapassa e la moglie se la spassa o La presina assassina. I critici mi definiscono il regista del futuro, anche se poi aggiungono, speriamo, un futuro lontano. Ma, insomma, ragazzi della maturità online, dovete imparare come riprendervi il giorno dell'esame e, insomma, chi può insegnarvelo meglio di me? Io non l'ho mai sentito. No, dai, Ginevra, non hai mai visto la sua serie web Rosmarino? Dai! Bene ragazzi, state molto attenti alle mie note di regia. Nota numero 1, la giusta distanza. Quando fate l'esame, se state troppo vicini alla webcam, rischiate di creare un senso di oppressione in chi vi guarda. Allo stesso tempo non siete dentro al mio film Il cattivo spara da lontano. Quindi né troppo lontano né troppo vicino. E non si sbaglia mai. Luca, secondo te così va bene? Sei perfetta. Nota numero 2. Attenti all'effetto notte. Per una buona ripresa serve una buona illuminazione. Cercate un punto ben illuminato della stanza e attenti a non mettervi contro luce. Se avete bisogno di un riferimento, potete guardare il mio documentario Visita ai borghi con Alessandro Borghi e osservate la luce che passando da un pertugio di una fornace etrusca lo colpisce in volto. Luca, secondo te questa luce può andare bene? Come no? Altro che i borghi con borghi. Nota numero 3. Fuoco. Assicuratevi che le riprese siano a fuoco. Non vorrete sembrare dei pesci in un acquario. Le mie riprese sono sempre a fuoco. Lo spiego benissimo nel film biografico dedicato a me dal titolo Le mie riprese sono sempre a fuoco. E ricordate, a volte è solo questione di polvere. Pulite la webcam. Luca, osservami bene. Sono a fuoco? Luca? Luca? Scusa, ero andato in buffering. Stupida connessione. Infine, nota numero 4. La telecamera è importante, ma voi di più. Scegliete sempre il vostro profilo migliore. Se vi serve un'ispirazione potete guardare il mio film noir L'uomo che guardava sempre a sinistra. Non è un caso, sulla guancia destra era pieno di brufoli. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Io devo tornare sul set di Un amore tra le vongole, ma ricordate, la telecamera è vostra amica
ed è lì per aiutarvi. Buon check a tutti, io torno sul set. Luca, secondo te qual è il mio profilo migliore, il destro o il sinistro? Non saprei, fammi vedere il destro. E il sinistro? Ancora il destro? Ancora il sinistro? Non saprei. Vabbè, ho capito, mi arrangio da sola. No, Se no. è così difficile per te. No, ma non hai capito, no, io intendo... No! Stupido! La telecamera è vostra amica ed è lì per aiutarvi. Ma certo! Allora, Ginevra, io... Tu mi... Ginevra, perché sei tu Ginevra? Cioè, sei gnocca. Tanto gentile e tanto onesta pare. No? Sì? Ma ci pensi mai a noi due? Agli sbagli? No, ma che sbagli? Sono anche tanti anni che ci conosciamo, cioè, come dire... Sì, fiori, devo prendere dei fiori. Finalmente sei qui! Sono venuto di corsa. Devo dirti una cosa importante. Come? Con questa non si capisce niente. Aspetta, ho un'idea! Cosa volevi dirmi? Ok, allora parto io. Sono innamorata. Ma dai, anch'io mi sono innamorato. E di chi sei innamorata? Facciamo casino anche senza mascherina. Allora facciamo così, visto che dobbiamo dirci la stessa cosa, diciamo una parola a testa. Comincia tu. Io? Sono Innamorata? di Matteo? Scusa, come hai detto? Ah, adesso ci sono. Finalmente. Maturitorial per oggi finisce qui. Ma hai sentito? Ascolta il regista che ne sa abbastanza. Luce sul viso alla giusta distanza. La maturità non è certo un gioco. Se sarà in video chat, mettiti a fuoco. Con Maturitorial ti diplomi in 2 ore. Vedrai, sarai tu il profilo migliore.